Bene, eccoci qua. Settimo e ultimo incontro di quest'anno, della serie dei padri della Chiesa. Vediamo se ricordo bene la successione. Il primo incontro è stata la volta di Clemente Romano, Papa, poi la volta di Ignazio di Antiochia, Giustino, Ireneo di Lione, Clemente Alessandrino, la volta scorsa Origene. Questa sera è la volta di Tertulliano. Tertulliano vive da metà del secondo secolo fino circa la metà del terzo secolo. Lui è un africano. E allora verrebbe da dire, ma insomma, erano africani anche Clemente Alessandrino e Origene, che erano nati da queste parti qua, ad Alessandria d'Egitto. In realtà si considera quegli africani lì, che sono nati ad Alessandria, risentono molto della mentalità, della cultura, della civiltà greca. Per noi l'Egitto, lì c'era proprio l'influenza greca, era massiccia. Invece vedete quanto distante è Cartagine. Qui invece la cultura greca a Cartagine non c'è piuttosto la cultura che vede sì, per noi può sembrare strano, il mondo latino. Ad Alessandria si parla anche il greco, si parla in greco, qui a Cartagine invece si parlava il latino e il mondo quella parte dell'Africa era strettamente collegato anche per la vicinanza. Vedete che tutto sommato anche la Sardegna, la Sicilia, la penisola italiana non è così distante come invece lo era Alessandria d'Egitto. Ed è proprio per questa origine che lui, Tertulliano, è importante, perché inizia, con lui inaugura la letteratura cristiana e la teologia in lingua latina, ma la questione della lingua richiama anche tutta una questione di una mentalità diversa, di un mondo diverso, di valori e di riferimento leggermente diversi. La sua figura è di enorme importanza per la teologia dei primi secoli. Perché? Perché il suo influsso incide su diversi ambiti. Il primo, quello del linguaggio, che detto così sembrerebbe strano, ma in realtà è con lui che incomincia tutta, già con Ireneo, ma anche lui dà il suo notevole contributo a trovare le parole, i termini, i concetti giusti, più adeguati per esprimere, lo vedremo più avanti, il mistero della Trinità di Dio, per esempio i concetti sulla Trinità di sostanza, di persona, insomma usare una parola piuttosto che un'altra. Noi che veniamo dopo ci sembra tutto ovvio, ma all'inizio non era così, occorreva trovare anche le persone, le parole giuste che potessero spiegare e non confondere le idee. A lui si deve l'influsso sul recupero della cultura classica del mondo degli autori latini, l'individuazione di una comune anima cristiana nel mondo, i valori, perché il mondo pagano aveva comunque e ha i suoi valori, i suoi principi, i suoi ideali, e
questo, comunque anche lui, così come abbiamo già visto in altri, un'anima cristiana, un legame cristiano, un riferimento cristiano. E poi lui si avventura anche in proposte, nuove proposte di convivenza umana. La biografia non si sa molto di Tertulliano, si sa però che i suoi genitori e la sua formazione, i suoi insegnanti sono pagani. Lui nasce, cresce, la sua educazione non è cristiana, però ha una solida formazione dovuta alla sua famiglia, dovuta ai suoi insegnanti, che riguardano la retorica. Retorica vuol dire saper parlare. Era abile nell'uso dello strumento della parola, la retorica, dal punto di vista filosofico, quindi del ragionamento, dal punto di vista giuridico, delle leggi e anche dal punto di vista una solida formazione storica. Quindi lui pagano, lui però con una solida formazione si converte al cristianesimo, pare, lui non ne parla esplicitamente, ma anche lui attratto dall'esempio dei martiri cristiani, da come i martiri subivano e vivevano il martirio. Occorre tenere presente che numerosissimi e famosi sono i martiri di quella parte dell'Africa nei primi 3 secoli. Però verso la fine della vita aderisce ad una setta che poi verrà dichiarata eretica e lui si staccherà dalla Chiesa. Questa setta era eticamente chiamata montanismo, del suo fondatore Montano, che era un po' precedente, ha vissuto poco prima, quasi contemporaneo di Tertulliano. E vedremo che cosa dice il montanismo. Ma allora perché parlarne di Tertulliano se poi alla fine della vita si è staccato? Perché fino a quel momento lì il suo contributo è stato notevole, l'originalità del suo pensiero, l'efficacia del suo linguaggio, ecco, non possono cadere in disgrazia per le scelte successive. Cosa diceva, cosa sostiene il montanismo? Che lo Spirito Santo continua a rivelarsi e ci sono nuovi profeti che per la vita cristiana, ecco, quindi la profezia non si ferma con Gesù, con gli Apostoli, ma lo Spirito Santo suscitava nuovi profeti, ultimo tra tutti Montano, appunto il fondatore. Di solito queste cose qui si dicono, si sottolineano perché anch'io sono il profeta, io sono il profeta. E si contrapponeva in questo alla Chiesa che aveva già deciso la chiusura del canone biblico. Cosa vuol dire? Vuol dire che i libri dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento a un certo punto la comunità cristiana, il magistero della Chiesa dice: ok, abbiamo stabilito che i libri sono questi e indicativamente finiscono con la morte, questo era il criterio, con la morte dell'ultimo apostolo. Da allora in poi il Nuovo Testamento, la rivelazione biblica si dichiara, si ritiene conclusa. I montanisti invece dicono no, altri testi, altri libri, altri scritti annunciavano l'imminente fine del mondo e quindi la venuta della nuova Gerusalemme. E poi questo è l'aspetto forse principale dal punto di vista del comportamento, dal punto di vista morale, e cioè
un ascetismo severo, digiuni prolungati, il divieto assoluto di seconde nozze, mettevano, anche questo era l'aspetto problematico, in discussione l'autorità dei vescovi. Inizialmente il montanismo era vissuto come tutte le tendenze eterodosse. All'inizio si guardano con curiosità, a volte anche con interesse, poi con un po' di diffidenza. Infine fu considerato un'eresia condannata e allontanata dalla Chiesa. Tertulliano aderì, come ho accennato prima, al movimento negli ultimi anni della sua vita. E una ricerca troppo individuale della verità da parte di Tertulliano, quindi una ricerca, un approfondimento un po' individualistico, e insieme alle intemperanze del suo carattere. Era un uomo molto rigoroso e queste intemperanze lo condussero pian piano a lasciare la Chiesa, ad aderire alla setta nella quale vedeva un ritorno alla purezza degli origini, a un rigore morale, a un rigore ascetico. Queste tendenze, queste motivazioni nella storia ritornano ciclicamente. L'eresia è sempre una verità che impazzisce, non è mai totalmente, non sottolinea mai delle cose totalmente sbagliate, è che sottolinea un aspetto in modo unilaterale, in genere funziona così, dimenticando altro. L'opera di Tertulliano, famosi sono i suoi scritti di carattere apologetico, abbiamo già visto, sono proprio i padri della Chiesa di questi primi secoli, la caratteristica dell'apologia, cioè la difesa. Apologia vuol dire la difesa del cristianesimo. E infatti due sono gli intenti principali di Tertulliano, ma che sono comuni a tutti gli apologisti. Il primo intento, confutare, difendere dalle gravissime accuse che i pagani rivolgevano contro il cristianesimo. Secondo intento, questo è piuttosto, il primo è piuttosto negativo, in negazione, e il secondo invece è positivo, cioè proporre positivamente, comunicare il messaggio del Vangelo in dialogo con la cultura del tempo. L'opera sua più nota, che si chiama proprio Apologetico, l'opera dove dice la parola la difesa, ma anche la proposta della fede cristiana. Denuncia il comportamento ingiusto delle autorità politiche verso la Chiesa e spiega e difende gli insegnamenti e i costumi, gli usi, le pratiche dei cristiani, cercando di renderli comprensibili, spiegandone le ragioni, da dove vengono, cosa vogliono, cosa rappresentano, cosa significano. Poi individua le differenze tra il cristianesimo e le principali correnti filosofiche del tempo. E poi, ecco, in modo positivo, testimonia il trionfo dello spirito che alla violenza dei persecutori oppone la pazienza dei martiri. Scrive: per quanto raffinata, a nulla serve la vostra crudeltà, anzi, per la nostra comunità, essa, la nostra crudeltà, è un invito. A ogni vostro colpo di falce diveniamo più numerosi. Ed è la frase famosa, che è passata alla storia tanto da diventare un proverbio, è proprio coniata da lui. Semen est sanguinis Christianorum, il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani. Nella storia non è sempre stato così,
E il martirio, ecco, questo è un giudizio che dà, attualizzando le parole di Tertulliano Benedetto, Papa Benedetto, il martirio, la sofferenza per la verità, sono anche oggi, alla fine, vittoriosi e più efficaci della crudeltà e della violenza dei regimi totalitari. Un'attualizzazione di quanto affermava Tertulliano. E poi, ecco, cerca, abbiamo visto, lui controbatte ai nemici del cristianesimo le sue ragioni, ma poi propone anche positivamente l'essenza del cristianesimo. Adotta un metodo speculativo, razionale, quindi costruisce anche un sistema teorico, astratto, per illustrare i fondamenti delle verità cristiane e li approfondisce in modo sistematico, cioè a una. Incomincia con la descrizione, dedico questa prima diapositiva alla teologia sistematica di Tertulliano, proprio a Dio, e lui propone, descrivendo il Dio dei cristiani, quello che noi adoriamo è un Dio unico in un contesto di paganesimo dove esistevano molti dei. Poi, ecco, usa alcune caratteristiche sue proprie, tipiche del suo linguaggio, del suo modo di argomentare, che procede per antitesi e paradossi. Egli è invisibile anche se lo si vede, inafferrabile anche se è presente attraverso la grazia. È inconcepibile, che non si può concepire anche se i sensi umani lo possono concepire. Questo mi interessa molto perché quante volte ho fatto riferimento a quell'immagine di Agostino che parla di sé come in difficoltà nel cercare di comprendere Dio e il mistero della Trinità, e trova sulla spiaggia il bambinetto che fa la spola tra il mare e la buca. Cosa stai facendo, bel bambino? Sto cercando di trasferire il mare nella buca, ma è una cosa impossibile, sciocchino. È esattamente quello che tu stai tentando di fare, cercando di fare entrare nella tua testa il mistero della Trinità. Io mi ricordo che i nostri preti, il mio prete, i catechisti, era per come questa immagine per sostenere che spaccarsi troppo la testa per cercare di capire è un'operazione inutile, e io difendo invece il contrario. Perché in realtà, se le cose fossero state così, ma Gesù non si sarebbe scomodato per farci conoscere. Certo, non si può conoscere tutto esaurentemente, ma il Signore è venuto per farci conoscere il Padre. Filippo, sei da 3 anni con me e ancora mi chiedi, mostraci il Padre. Chi vede me, vede il Padre. Tutto il Vangelo ci parla del Padre per farcelo conoscere almeno un po' di più, non soltanto dal punto di vista razionale, ma anche dal punto di vista sostanziale, affettivo, vitale. La Trinità. Tertulliano inoltre compie un passo enorme nello sviluppo del dogma trinitario, della verità sulla Trinità. Ha dato il latino, ha fornito lui, ha coniato lui i termini, ha dato a pescare dal linguaggio comune i termini latini che potessero esprimere in modo più adeguato il grande mistero della Trinità, introducendo i termini una sostanza, 3 persone, che poi, insomma, lui la media, interessantissima, questa è la parola persona,
che è il termine che usiamo anche noi per dire la persona, noi. Il greco, perché in realtà la parola persona traduce una parola, anche in questo caso una parola greca, che è prosopon. Prosopon di per sé era, udite, la maschera che gli attori usavano nei teatri, perché per permettere che la voce, il suono, potesse giungere a tutti. Era una specie, era una maschera, ma in realtà funzionava da megafono, si capisce? Per permettere, allora, era un suono, persona, suona, il suono, per un ipersuono, un super suono. Perché è interessante questo? Perché questa parola viene applicata alle tre persone della Trinità, perché in realtà ognuna di loro, anche se ha le sue proprietà proprie, non esiste da sola, ma suona insieme agli altri. E questo vale, è interessantissimo perché verrà dalla Trinità, perché la parola viene usata per spiegare le relazioni interne alla Trinità, perché noi usiamo la parola persona come sinonimo di individuo. In realtà no, individuo indica che uno è lui da solo, individuo, ma invece la parola persona dice che tu non esisti se non in relazione. È la relazione che ti definisce, è la relazione che ti costruisce, è la relazione che ti costituisce. Ed è verissimo. Io prendo coscienza di me, ognuno di noi prende coscienza di sé, se c'è qualcun altro che ti dà valore. E ti dà valore non dicendotelo, ma magari perché ti vuole bene, perché ti mette al mondo, perché ti sta dietro, perché ti cura. E uno capisce di valere non con una riflessione, con un training autogeno o psicologico davanti a uno specchio. Perché nel momento in cui uno si guarda allo specchio e dice io valgo, in realtà il valore di sé uno lo scopre da un tu. È un tu che mi genera. È interessantissimo perché in realtà la parola persona non è definita prima per cercare di descrivere i singoli, le persone, che poi viene applicato a Dio, ma viene il contrario, viene coniata, recuperata per descrivere le relazioni interne alle tre persone della Trinità e poi viene applicata a noi. Ma questa volta mi entusiasma. Certo, la parola persona, per sottolineare la distinzione ma anche la loro interrelazione, e contemporaneamente Tertulliano, ecco, che conia anche la parola sostanza, e la sostanza è quella divina che li unisce. E poi nella sua opera sistematica, dopo aver parlato di Dio, parla della Trinità, parla anche di Cristo, ha sviluppato a riguardo della figura della persona di Cristo il linguaggio più adeguato per esprimere il mistero di Cristo, figlio di Dio e vero uomo. Vero Dio e vero uomo sarà l'espressione che sarà fatta propria e diventerà verità di fede soltanto 2 secoli dopo, a un concilio di Calcedonia, 451, ma in realtà c'è tutto un linguaggio e una sensibilità che nasce prima e sarà proprio grazie a Tertulliano. E infine si dedica anche a parlare dello Spirito Santo, dimostrandone il carattere personale e divino. Carattere personale e divino, prima le discussioni riguardavano nella teologia, quindi tra i primi teologi, le controversie riguardano il rapporto tra il padre e il figlio, sarà lui che introduce il fatto che lo Spirito Santo è alla pari
Una citazione sua, sempre tratta dalla stessa opera: crediamo che, secondo la sua promessa, Gesù Cristo inviò per mezzo del Padre lo Spirito Santo, il Paraclito o Paraclito. Anche questa parola Paraclito, parola greca, formata da due parole: para, che è una preposizione, clito, che vuol dire chiamare. Tradotto in latino ad vocatus, cioè che parla al posto di. Paraclito, parola greca, in latino avvocato, ma che vuol dire, quando Gesù dice vi manderò un paraclito, vi manderò un avvocato, no, non abbiamo bisogno di avvocato. In realtà dice uno che parla, che per me è la stessa voce mia. Il santificatore della fede di coloro che credono nel Padre, nel Figlio e nello Spirito. E poi si dedica a parlare della Chiesa, numerosi i suoi testi dedicati alla Chiesa, che Tertulliano riconosce sempre come madre, la Santa Madre Chiesa. Anche dopo la sua adesione al montanismo, egli non ha dimenticato che la Chiesa è la madre della nostra fede ed è la madre della nostra vita cristiana. Ed è verissimo, forse questo aspetto dobbiamo proprio recuperarlo di più, perché è proprio quanta parte della realtà cristiana e dei fedeli, quando si parla di Chiesa, identificano con l'aspetto meramente istituzionale, gerarchico, ma certo che c'è anche l'aspetto istituzionale, organizzativo, come tutte le realtà umane. Anche una famiglia ha il suo aspetto istituzionale e organizzativo. Mamma mia, guai se non ci fosse, ma l'aspetto materno della Chiesa, che ci fornisce, che ci ha fornito la fede, che ci ha educato alla fede, che ci educa alla fede, ci dona i sacramenti che ci alimentano, che permettono anche questo momento che stiamo facendo noi ora fa parte, essendo noi parte di questo popolo cristiano, di questa Chiesa, partecipiamo ognuno per la sua parte a questo aspetto materno, questa dimensione materna della Chiesa che ci genera e che continua a generarci. Si sofferma anche sulla condotta morale dei cristiani e sulla vita futura, e sarà questo proprio l'aspetto che lo porterà anche ad allontanarsi dalla Chiesa. I suoi scritti importanti anche per cogliere altri aspetti, ed è importante perché ci documenta il modo con cui la comunità cristiana di allora, del secondo e del terzo secolo, dagli inizi del terzo secolo, alla fine del secondo e inizi del terzo, viveva queste realtà, concepiva queste realtà, come le annunciava, come faceva catechesi su questi aspetti. Parla di Maria Santissima, dei sacramenti, in modo particolare dell'Eucaristia, del matrimonio, della riconciliazione, come anche la pratica del sacramento della riconciliazione dei primissimi tempi, del primato petrino, cioè del ministero del Papa, cioè del Vescovo di Roma, nei confronti del resto della Chiesa universale. Questo è interessantissimo perché c'è sempre stata come si può dire, non una contrapposizione, ma una dialettica molto forte e vivace tra Roma e Cartagine, che appartenevano allo stesso mondo latino, e il discorso che Tertulliano, da africano, da cartaginese, fa a proposito del primato petrino è interessantissimo, perché è fatto proprio da coloro che nei confronti del primato petrino vivevano una certa difficoltà.
e poi dedica anche molte pagine alla preghiera. Interessante le parti che lui dedica a parlare di speranza in quei tempi di persecuzione. Li esorta alla speranza i cristiani, che erano una esigua minoranza in un mondo, in un oceano pagano, li esorta alla speranza, una modalità, una virtù che investe ogni aspetto, lo insiste, ogni aspetto dell'esistenza cristiana, non soltanto nel momento del martirio, ma nel momento in cui il martirio sembrava non essere più così presente, c'era il martirio della vita quotidiana e dunque la speranza da coltivare nella vita quotidiana. La speranza è il fondamento della speranza, che riguarda una certezza sul futuro. Che cos'è la speranza? La certezza su un futuro buono, positivo. Questo è. E il futuro è nostro perché il futuro è di Dio. Questo è il fondamento della nostra speranza. La certezza che Lui c'è. E presenta la risurrezione del Signore come il fondamento della nostra futura risurrezione. Ed è questo l'oggetto, la risurrezione di Cristo, è l'oggetto principale della fiducia e della speranza dei cristiani. Dice, la carne risorgerà, tutta la carne, proprio la carne, la sottolineatura della materialità. Questo è interessante, nel tempo in cui loro, soprattutto all'inizio, l'aspetto spirituale era preponderante rispetto alla carne, alla materialità, c'era facilmente anche all'interno della vita cristiana, della Chiesa dei cristiani, come un certo dualismo. E lui sottolinea invece la preziosità della materia, tutta la carne, proprio la carne e la carne tutta intera. Dovunque si trovi, essa è in deposito presso Dio, in virtù del fedelissimo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, che restituirà Dio all'uomo e l'uomo a Dio. Col passare degli anni diventerà sempre più esigente e intransigente nei confronti dei cristiani. Pretendeva la pretesa da loro in ogni circostanza e soprattutto nelle persecuzioni un comportamento eroico. La santità e il comportamento eroico non si può pretendere, non può essere una legge imposta. Diventato rigido nelle sue posizioni e non risparmiava critiche pesanti e alla fine inevitabilmente si trovò isolato. Alcune considerazioni che recupero da Papa Benedetto. Fa molto pensare questa grande personalità morale e intellettuale, quest'uomo che ha dato un così grande contributo al pensiero cristiano. Dice Papa Benedetto, alla fine gli manca la semplicità, l'umiltà di inserirsi nella Chiesa, di accettare anche le sue debolezze, di essere tollerante con gli altri e con se stesso. Quando si vede solo il proprio pensiero nella sua grandezza, alla fine è proprio questa grandezza che si perde. La caratteristica essenziale di un grande teologo è l'umiltà di stare con la Chiesa, di accettare le sue e le proprie debolezze, perché solo Dio è realmente tutto santo. Noi invece abbiamo sempre bisogno del perdono. Ecco, vorrei esprimere una parola su questo che mi sembra di una pertinenza enorme nei nostri confronti tra noi, perché è facile. Quello che ha vissuto e è passato attraverso Tertulliano è facilissimo, ci riguarda moltissimo. Uno sguardo nei confronti degli altri perché non sono come dovrebbero essere, dovrebbero fare e non fanno,
che l'altro sia un eroe, che l'altro... Mi ha colpito moltissimo, scusate se mi dilungo, ma è un periodo, a un certo punto mi ha veramente colpito Mosè, che ha un popolo, è a capo di un popolo che ti tirava a cimento, va bene? A un certo punto Dio decide, in un dialogo con Mosè, dice: lascia stare, ho sbagliato, abbiamo sbagliato, molla tutto, abbandona il popolo e ricominciamo da capo. Mosè cosa fa? E dice: ma come? Che cosa diranno gli altri popoli di te che hai tratto dalla schiavitù per farlo morire nel deserto? Mosè incomincia agli occhi di Dio a difendere il popolo di cui lui fa parte. Ma siamo nella stessa parte, perché nel momento in cui io mi tiro fuori dal popolo, mi tiro fuori dalla storia sacra che il Signore ha cominciato a fare attraverso proprio questo popolo. Quindi uno sguardo materno. Perché mi colpisce Mosè? Perché mi costringe quante volte, mi costringe a fare un esame di coscienza, ad avere anche uno sguardo pietoso. Non che ma sì, tutto fa brodo. No, assolutamente no, tutto fa brodo. È così come una madre e un padre nei confronti dei figli. Da una parte dice tutte le cose che non vanno, si spera che sia in grado di accorgersi anche delle cose che vanno, che ci sono sempre, ma non resta sul figlio. Ed è così tra noi. Scusate se ho speso qualche parola in più, ma mi sembra una cosa su questo punto di una importanza per noi capitale. Comunque, qual è il valore di Tertulliano? Resta comunque un testimone interessante dei primi tempi della Chiesa, quando i cristiani si trovavano ad essere autentici soggetti di una cultura nuova nel confronto ravvicinato tra eredità classica, quella che loro ereditavano dalla loro cultura, dalla loro educazione, dal mondo antico, e il messaggio del Vangelo. È sua la celebre affermazione secondo cui la nostra anima, l'anima degli uomini, di tutti gli uomini, è naturalmente, per natura, cristiana, dove Tertulliano fa riferimento ad una continuità tra gli autentici valori umani e quelli cristiani, che si trovano, si incontrano, non fanno la guerra tra loro, autentici valori umani. E anche un'altra riflessione sua: il cristiano non può odiare nemmeno i propri nemici, dove il risvolto morale della scelta di fede propone la non violenza come regola di vita, anche nel linguaggio. Che si possono affermare delle cose verissime, ma se tu l'affermi sbattendo la verità in faccia a suoni di cazzotti a chi ti sta di fronte, invece che avvicinarlo e conquistarlo, lo allontana. E il Papa Benedetto XVI conclude dicendo: drammatica attualità di questo insegnamento che ci riguarda tutti. Sottolinea questa feconda ricerca interiore e il compito di esprimere in maniera sempre più convincente la fede, la regola della fede. E mi viene in mente quello che nella prima lettera a San Pietro dice: siate sempre pronti a rendere ragione della fede che è in voi. Mi colpiva, e concludo, qua un'intervista, tra tanti argomenti, mi viene in mente un'intervista a una donna di origine italiana, diceva
alla domanda che rapporto avesse lei con la religione, ma sono nata e cresciuta in una famiglia cattolica, ma quando chiedevo a mia madre il perché delle cose che facevamo e il perché delle cose che credevamo, non mi dava nessuna risposta. La ragione, dare ragione, risposta ai dubbi, alle domande, ai perché che suscitano nella nostra fede. Pratiche, usanze, devozioni, credenze. Ci sono dei motivi ragionevoli, umani. Occorre essere in grado, anche così come siamo capaci, di darli, non solo con ragionamento, ma magari mi viene in mente, e finisco veramente, la citazione di un grande educatore, un grande sacerdote educatore dei nostri tempi, che quando gli chiedevano ma da dove è nata la sua fede, ma io ho respirato la fede in casa mia, e lui si ricordava di quando aveva 5 anni, la mamma lo trascinava a messa alle 5 di mattina, lui faceva il clerichetto, lo trascinava assonnato, e lui si ricorda l'episodio, la scena in cui a un certo punto sua mamma si ferma, una notte stellata, si ferma e se ne esce dicendo: come è bello il mondo, come è grande Dio. Una donna che aveva fatto la seconda elementare, ma che aveva l'intelligenza della fede, che collegava quello che vedeva, non grande